C'è il goriziano Paolo Camossi dietro l'oro olimpico di Jacobs nei 100 metri. Al Fabretto maturò il suo passaggio dal lungo allo sprint. Con il già campione del mondo indoor di triplo sarà a Gorizia per ricevere il sigillo della città. Sono sempre di più le mamme che accompagnano i propri figli minorenni a fare il vaccino anti-Covid. Decisione di famiglia, raccontano. Intanto il presidente Federica si dice contrario all'obbligatorietà della somministrazione. Il Tribunale del riesame ha annullato le misure cautelari per 3 indagati su 5 nell'inchiesta sui pasti serviti nelle mense scolastiche udinesi. Torna libero il fondatore della società coinvolta. Si è spento nella sua casa di Udine il giornalista Sergio Gervasutti, aveva 83 anni, una passione nata da ragazzino in una tipografia di Palmanova. Per 8 anni ha guidato il Messaggero Veneto, il ricordo del direttore Monestieri. Più di un diplomato su 4 dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani di Udine ha conseguito voti eccellenti all'esame di Stato. Molti corsisti hanno già un contratto di lavoro, tantissimi stanno valutando tra le proposte ricevute. E allora buonasera a tutti voi, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Sono giornate incredibili per l'Italia, quelle che stiamo vivendo a Tokyo con le Olimpiadi, con tante emozioni davvero, anche per il Friuli Venezia Giulia. Vincere una medaglia olimpica da tecnico è ancora più bello che vincerla da atleta. Dietro la storica vittoria di Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo c'è il lavoro del goriziano Paolo Camossi, già campione mondiale indoor di salto triplo. Per lui e per il campione olimpico Gorizia ha già pronto il sigillo della città. Quando io ho accompagnato Marcel sul percorso della pista, della Corrum, mi è arrivato un messaggio, non so ancora da chi, dei riferimenti che hanno preso nella semifinale. E da questi riferimenti Marcel era più veloce degli altri di 1 chilometro all'ora. Al che gli dico: Marcel, ma cosa fa l'uomo più veloce al mondo quando va alle Olimpiadi? L'uomo più veloce al mondo va e vince le Olimpiadi. È l'ultimo microscopico ritocco, è solo un frame di un lavoro di anni finito a Tokyo, maturato a Roma, ma iniziato a Gorizia. Lì dove un ancora informe, sportivamente parlando, Jacobs lavora sul salto con il campione del mondo indoor di triplo. Lì dove decide con il suo tecnico di mettersi alla prova da sprinter, ancora in regione il primo lampo. Sulla pagina Facebook della FIDAL, un video datato 1 maggio 2018 racconta del suo 10:15 al meeting della città stellata. Per l'allora 23enne è primato personale, 6° tempo italiano di sempre sulla distanza. Da lì un crescendo continuo con l'esplosione di Tokyo. Marcel in pista giocava, si scaldava, ballava, era come se fosse nel giardino di casa sua. E ora confida Camossi che Jacobs stesso presto vorrebbe tornare per qualche allenamento lì dove tutto è iniziato, in quella città che li aspetta per conferire loro il sigillo trecentesco. Lo ha annunciato il sindaco Ziberna, spiegando di aver vissuto con trepidazione la finale nel pensiero che questa impresa storica sia iniziata correndo lungo la pista di atletica del Fabretto. La città di Gorizia sta ragionando su altre iniziative, ancora da fissare la data della consegna del doppio sigillo che sarà concordata con i 2 festeggiati al rientro dal Giappone. Si deciderà domani l'accesso alla finale nell'inseguimento a squadre su pista per il buiese Jonathan Milan, che oggi ha fatto segnare il nuovo record italiano sui 4 km. Intanto la triestina Francesca Genzo nella canoa sprint è entrata in semifinale. 3 minuti, 45 secondi e 895 centesimi. È il nuovo record italiano, quello fatto segnare da Francesco Lamon, Simone Consonni, Filippo Ganna e il buiese Jonathan Milan nella batteria di inseguimento a squadre su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una super gara sui 4 km che permette al quartetto di accedere alle semifinali e puntare dritti a una medaglia. Una prestazione da incorniciare per i 4 che per un tratto di gara sono stati i più veloci di tutti. La Nuova Zelanda, quella che sarà avversaria per la vittoria finale, si è piazzata alle spalle degli azzurri di una manciata di centesimi. Più forte di tutti invece la Danimarca, nuovo record olimpico e a un passo dal record mondiale. I danesi affronteranno la Gran Bretagna, arrivata quarta. Semifinale anche per la triestina Francesca Genzo nella canoa sprint, seconda in batteria sui 200 metri, dietro solamente alla danese Jorgensen.
Ed ora il tema vaccini, pur essendo convinto che questo sia l'unico strumento utile per sconfiggere il Covid-19, sono contrario alla sua obbligatorietà. Istituzioni e comunità scientifica devono accompagnare i cittadini verso questa scelta promuovendo la corretta informazione. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo oggi alla trasmissione L'aria che tira sulla 7. Quanto alla possibilità che il Green Pass diventi obbligatorio per accedere al trasporto pubblico, Fedriga ha detto di condividere il pensiero del Premier Draghi. Dobbiamo vedere come evolve la pandemia, come tengono le ospedalizzazioni, dobbiamo prendere misure in relazione a questo e non perché ci piacciono o no. La lotta al Covid-19, ha aggiunto il Presidente della Regione, può essere vinta solo se istituzioni e cittadini sapranno rimanere uniti. Alimentare le contrapposizioni sia in un senso che nell'altro non è il modo giusto per affrontare la peggior pandemia della storia, conclude Fedriga. E intanto sono molte le mamme che accompagnano i propri figli minorenni a fare il vaccino. Ne abbiamo incontrate oggi diverse che erano in attesa alla fiera di Udine. Raccontano di come si tratti di una decisione presa all'interno delle famiglie in maniera condivisa. Sentiamo. C'è una mamma che accompagna la figlia minore. Sì, diciamo che io ho chiesto comunque se lei voleva farlo prima. Lei mi ha detto subito sì e quindi abbiamo deciso di farlo, sì, senza problemi. Anche perché mio marito è infermiere, l'ha fatto subito, poi noi ci siamo presi il Covid, lui era vaccinato e non l'ha preso, lo facciamo per la sicurezza nostra, degli altri, siamo convinti di farlo. Io sono tranquilla, lui anche, abbiamo scelto insieme di fare questo passo perché mi sembra una cosa importante di responsabilità. Va a scuola, fa uno sport di squadra, quindi mi sembrava giusto, corretto farlo, lui d'accordo con me. Io sono già vaccinata, dopodomani l'altro figlio, un po' più piccolo. Insomma, quello che possiamo fare è questo, ci è stato consigliato, siamo stati invitati, mi sembra una cosa corretta farlo. Ha 20 anni ma solo da sola non si fida, lei non era molto convinta ma siccome l'ho fatto io, l'ho fatto il papà, abbiamo cercato di convincerla, appena tornata da Bologna ha fatto perché lei è universitaria, no? Com'è andata signora? Era preoccupata? No, assolutamente, no, è già il secondo richiamo, non c'è stato nessun problema col primo e non ci aspettiamo nessun problema neanche col secondo. Ecco, quanti anni ha suo figlio? 20, una scelta molto consapevole, insomma, e condivisa da tutta la famiglia. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1565 test effettuati sono stati rilevati 22 nuovi contagi da Covid, il 57% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni, non si registrano decessi, 3 persone sono ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti sono 19. I cittadini in isolamento attualmente sono 690. Ed ora veniamo al caso delle mense scolastiche. Il Tribunale del Riesame ha annullato le misure cautelari per 3 indagati su 5 nell'inchiesta sui pasti serviti nelle mense scolastiche udinese. Torna libero il fondatore della società coinvolta. L'inchiesta dei pasti serviti nelle mense scolastiche di Udine sono stati rimessi in libertà. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha accolto la richiesta di annullamento delle misure cautelari a cui erano stati sottoposti dal GIP udinese Emanuele Lazzaro, il fondatore e 2 dirigenti della EPSPA, la società con sede operativa a Napoli, finita al centro dell'inchiesta condotta dai carabinieri del NAS di Udine, coordinata dal sostituto procuratore Elisa Calligaris. Sono state confermate invece le misure preventive per altri 2 dirigenti. Tutti sono indagati per frode in pubbliche forniture. Il riesame ha messo in libertà il fondatore dell'azienda, Pasquale Esposito, il direttore d'area Chetti Bandiera, entrambi erano agli arresti domiciliari, e il responsabile commerciale per il Nord-Est Rocco Ruggero, al quale era stato imposto l'obbligo di dimora. Nulla da fare invece per il capodivisione Food Service Massimo Vaccariello e per il direttore d'area Agostino Cascone, che restano ai domiciliari. Per ora il Tribunale ha comunicato ai difensori le ordinanze e si è riservato di depositare le motivazioni nei prossimi giorni. Attendiamo le motivazioni, afferma il legale di Cascone, l'avvocato Massimiliano Sartore, editore Annunziata, per valutare un eventuale ricorso in Cassazione.
Lutto nel mondo del giornalismo. In Friuli questa mattina si è spento nella sua casa di Udine Sergio Gervasutti. Aveva 83 anni, è stato direttore del Messaggero Veneto dal 1992 al 2000, rivoluzionando il quotidiano. Una passione, quella per il giornalismo, nata fin da ragazzino quando a Palmanova frequentava la tipografia in cui lavorava il padre. Poi il primo incarico come corrispondente per Il Piccolo dalla città stellata, quindi la collaborazione con il Gazzettino nella redazione udinese. Con questa testata divenne giornalista professionista nel 1960. Oltre a guidare il Messaggero Veneto, Sergio Gervasutti è stato direttore anche del settimanale Il Friuli, che ha guidato tra il 2001 e il 2003. Lascia i figli Ario, Cecilia e Luca. Pochi giorni fa si è spento il fratello Luigi. Sentiamo ora il ricordo di Sergio Gervasutti, del direttore del Messaggero Veneto e Piccolo, Omar Monestier. Il Friuli Venezia Giulia perde non solo un grande giornalista, ma anche un valente storico e scrittore, e io perdo un amico, una persona che mi ha insegnato tanto professionalmente e che aveva a cuore non soltanto il rispetto del suo territorio, delle sue tradizioni, ma che era anche un attento osservatore delle cose della politica. E fra le molte cose che mi ha sempre detto è di ricordarsi che noi, quando scriviamo delle persone, le dobbiamo trattare con grande attenzione, avendo profondo rispetto per la loro dignità. E quindi questo è il più grande insegnamento che un friulano amante del Friuli, ma che aveva anche l'occhio aperto e lo sguardo attento al resto del mondo, ci ha lasciato. La cronaca: un pedone è stato investito da un veicolo questa mattina ad Aquileia. L'incidente è avvenuto alle 9:30 in via Giulia Augusta, la strada principale che separa il centro abitato. La persona travolta fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha subito un serio trauma cranico. Sul posto il 912 ha inviato l'elicottero sanitario che ha trasportato la vittima sbalzata a terra al pronto soccorso dell'ospedale Cattinara di Trieste. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Sono arrivate in Sicilia le 4 squadre della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, chiamate a dare un aiuto nell'emergenza incendi. Sono arrivate questa mattina in Sicilia le 4 squadre della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, composte da 12 volontari e 2 funzionari, partite ieri dalla sede di Palmanova per fornire un supporto nell'emergenza causata dagli incendi, in particolare nella provincia di Catania. Sull'isola ci sono anche 4 mezzi operativi per l'antincendio boschivo. La missione regionale nel suo complesso avrà una durata prevista di 10 giorni. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla Protezione Civile Riccardo Riccardi. Agiamo sotto il coordinamento del Dipartimento Nazionale, intervenendo a seguito di un appello formulato dalla regione siciliana e del suo presidente Musumeci. È stato lo stesso Dipartimento Nazionale, come ha spiegato il vice governatore, a decidere di coinvolgere nelle operazioni le regioni del nord, in considerazione delle previsioni di un'ondata di caldo che persisterà nella parte meridionale del paese e che si associerà a un significativo rischio di incendi, rendendo necessaria la disponibilità degli organici locali di protezione civile. A seguito dell'emergenza incendi nato in Sicilia, il Centro Operativo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inoltre disposto che 2 moduli MODOS, modulo operativo direttore operazioni di spegnimento, vengano inviati dal Friuli Venezia Giulia. I 2 moduli, composti da un direttore operazioni di spegnimento e un autista con mezzo fuoristrada, sono partiti dal comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia e Udine, alla volta di Genova, dove sono imbarcati su un traghetto in partenza per la Sicilia. Abbiamo sentito prima le interviste ad alcune mamme che accompagnavano i figli a fare il vaccino. Qualcuno appunto ha parlato anche del ritorno sui banchi a scuola in sicurezza a partire da settembre. Ebbene, c'è stato proprio su questo tema un vertice oggi in Regione. La Regione è pronta ad agire per far fronte alla riapertura in presenza della scuola al 100%, attenendosi per ora la stima di massima che prevede il riempimento dei mezzi pubblici all'80% della capienza. L'hanno dichiarato al termine di un vertice con i prefetti del Friuli Venezia Giulia, il vicegovernatore della Regione Riccardo Riccardi e gli assessori alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti e all'istruzione Alessia Rosolen. Con un rientro a turno unico, ha fatto sapere Pizzimenti, in tutta la regione serviranno 50 corriere in più, 25-30 delle quali per l'area di Udine, che è la più critica. Per quanto riguarda i treni non sono previste difficoltà.
Il 5 e 6 agosto Trieste ospiterà il G20 dedicato all'innovazione e trasformazione digitale. Un'occasione importante per tutto il territorio con oltre 30 ministri, 3 quelli italiani, attesi da tutto il mondo, 70 giornalisti e oltre 400 componenti degli staff. Il Trieste Convention Center sarà il cuore del G20 dedicato all'innovazione e trasformazione digitale, appuntamento che rientra nel lungo elenco di incontri programmati per l'anno di presidenza dell'Italia. Il 5 e 6 agosto nel capoluogo giuliano sono attesi una trentina di ministri dei principali paesi. Ad accoglierli saranno Giancarlo Giorgetti per lo sviluppo economico, Vittorio Colau per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e Maria Cristina Messa per università e ricerca. TCC è 10.000 metri quadri, quindi diciamo che durante Covid, non solo durante il Covid, ma in generale possiamo più che mai adesso ospitare grandi eventi con alti numeri. Da domani l'area sarà off limits. Queste sono le ultime immagini prima dell'evento. I ministri passeranno la maggior parte del tempo nel magazzino 28, dove è stata allestita la sala per le sessioni plenarie nell'auditorium generali e quella per gli incontri. Complessivamente ci saranno oltre 400 persone, a cui si aggiungono gli agenti con un contingente di 400 operatori in arrivo dalla capitale. I giornalisti, oltre 70 quelli accreditati, saranno ospitati nel magazzino attiguo e comunicante tramite il ponte sospeso. Questo evento ha delle radici, è basato sulla sicurezza sia nelle movimentazioni che sicurezza dei dati, quindi i tamponi a disposizione in tutte le location dove si recherà la delegazione, e poi la sicurezza con tutte le forze dell'ordine al lavoro anche nel nostro CED, nel cuore del centro congressi, nel cuore tecnologico, per assicurare la sicurezza dei dati. Giorgetti e Colau arriveranno il 5, il G20 inizierà alle 9 e si concluderà alle 17. Alle 19 è previsto il transfer via mare da Piazza dell'Unità d'Italia alla Volta di Miramare, che ospiterà la cena di gala. Il 6 sarà il giorno del ministro Messa, con i lavori che si chiuderanno il primo pomeriggio, un'occasione per tutta la regione. Questo è un territorio che si rende disponibile ed è capace di ospitare una tale manifestazione internazionale con tutti i ministri. In Civibank è partita l'operazione di aumento di capitale per un importo massimo di 50 milioni di euro. L'istituto intende mantenere la propria indipendenza e al tempo stesso attrarre nuovi capitali e investitori. Dopo la trasformazione in società per azioni in società benefit, Civibank ha avviato oggi la prima fase dell'aumento di capitale sociale di 50 milioni di euro, con l'obiettivo di attrarre nuovi capitali, nuovi investitori, e che servirà a progetti di crescita della banca dal punto di vista commerciale, del rafforzamento patrimoniale e dello sviluppo della rete territoriale nel nord-est, mantenendo l'indipendenza dell'istituto. Procediamo nonostante il periodo, ma abbiamo deciso di procedere secondo il nostro piano di sviluppo. Insomma, questo aumento di capitale sociale ci aiuterà a fare questo, ci renderà ancora più forti dal punto di vista della solidità patrimoniale, anche se i nostri indici sono molto buoni, ci consentirà di erogare sempre più finanziamenti ai nostri cittadini e alle nostre imprese, e anche di affrontare una serie di investimenti in tema di digitalizzazione che renderà la nostra banca, senza stravolgerla, perché la nostra è una banca del territorio, per cui non vuole diventare assolutamente asettica e digitale, ma soprattutto in tema di organizzazione del lavoro può aiutare moltissimo a renderci più efficaci. Stamattina, prima ancora del lancio, che avveniva a mezzogiorno, si sono già presentati alcuni soci allo sportello a chiedere informazione. Questo per noi è un bel segno, perché l'auspicio è che molti vogliano così percorrere assieme a noi questa strada di crescita che, insomma, la banca ha iniziato qualche anno fa e sta portando avanti con successo. La prima fase dell'aumento si concluderà il 14 settembre, sarà dedicata ai soci attuali della banca. Ai nuovi investitori saranno dedicate 2 sedute previste il 17 e il 24 settembre. Sfonda la soglia dei 10 milioni di euro lo stanziamento della Regione per il Comune di Udine, sommando quanto previsto dalla legge di concertazione e di assestamento di bilancio. Tra gli interventi, 5,9 milioni per i lavori di ristrutturazione della scuola Dante, 2 milioni e mezzo di euro per la demolizione della caserma Piave, la riqualificazione dell'area, 1 milione e 630 mila euro per il secondo lotto di Viale Venezia. Ne dà notizia il sindaco Pietro Fontanini, secondo cui dalla Regione arrivano risorse preziose per dare attuazione a lavori molto attesi.
Sindaco e vice sindaco di Udine hanno effettuato oggi un nuovo sopralluogo negli spazi della ex caserma Osoppo. Terminata la demolizione di una parte del complesso, si comincia a costruire in particolare un nuovo immobile che ospiterà oltre 70 alloggi in housing sociale. Vediamo. Continuano i lavori per la riqualificazione degli spazi della ex caserma Osoppo di Udine. Sindaco, a che punto siamo? Siamo al punto che abbiamo iniziato i lavori adesso per realizzare. Abbiamo demolito, come vedete ci sono cumuli di macerie che sono state tra l'altro macinate per essere recuperate. Questo luogo verrà costruito un housing sociale, degli appartamenti a canone molto economico e quindi buono per chi cerca una cosa nuova. Questo edificio di fronte a me invece hanno già iniziato i lavori per il suo recupero. Facciamo noi la prima parte al grezzo, è stata aggiudicata una ditta di Attimis e poi subentreranno la Confartigianato che realizzerà in questo luogo dei laboratori per gli artigiani e anche degli appartamenti. Quindi un lavoro abbastanza complesso e quindi siamo, ripeto, nella fase della realizzazione dopo aver demolito tante cose in questa grandissima caserma che occupa tanti ettari e che adesso sta diventando quello che è all'interno del progetto Experimental City, un luogo per i cittadini, un luogo recuperato alla città. Dopo la richiesta avanzata al sindaco Ziberna dal gruppo civico Guardare Oltre, questa mattina si è tenuto a Gorizia un primo incontro pubblico sul tema del parcheggio multipiano di via Manzoni. Netta la contrarietà della lista che ha proposto una soluzione alternativa all'assessore ai lavori pubblici. Si sono dati appuntamento questa mattina al Bar Teatro di Gorizia per presentare ufficialmente la propria proposta per il parcheggio di via Manzoni. Il gruppo civico Guardare Oltre, nato da qualche mese, ha esposto così le proprie perplessità all'assessore comunale ai lavori pubblici Arianna Bellan in merito al progetto che dovrebbe sorgere nella parallela di Corso Italia, che costerà 1,8 milioni di euro, andando a realizzare una struttura su 2 livelli. Spesa eccessiva secondo la formazione, che ha invece proposto di allargare gli stalli esistenti, includendo la porzione dell'azienda di servizi Irisacqua. Questo è il progetto che abbiamo presentato oggi all'incontro pubblico. Il costo di tutta l'opera sarebbe all'incirca di 150.000 euro, quindi 1/10 del bipiano previsto. Un futuro, se ci sarà necessità anche in previsione di Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, un parcheggio interrato in questa zona riuscirebbe a produrre almeno 500 posti auto. La soluzione che ci hanno sottoposto è una soluzione che ha bisogno comunque di altri approfondimenti, anche perché coinvolge altri enti. E ci siamo dati appuntamento fra un mesetto, dopo che insomma gli uffici tecnici studieranno comunque la loro proposta, il loro progetto e andremo a fare le considerazioni che saranno di ordine tecnico, politico e anche finanziario. Più di un diplomato su 4 dell'Istituto Tecnico Superiore Malignani di Udine ha conseguito voti eccellenti all'esame di Stato. Molti corsisti che hanno appena terminato il loro percorso hanno già in mano un contratto di lavoro, tanti altri stanno valutando le proposte ricevute. Più di un neodiplomato MIZ su 4 ha conseguito voti di eccellenza all'esame di Stato dello scorso luglio. Sono 122 i nuovi tecnici superiori che hanno concluso i corsi biennali 2019-2020. Hanno età media inferiore ai 23 anni e il 28% ha ottenuto il massimo dei voti, il doppio rispetto all'anno scorso. 19 corsisti, 100 su 100, altri 14 anche la lode. Il corso di automazione e sistemi meccatronici, automazione, sistemi di controllo e reti industriali di Udine ha registrato una media di voti di 95 su 100. Moltissimi neodiplomati hanno già in mano un contratto di lavoro, tanti altri stanno valutando le proposte ricevute. 122 tecnici superiori che sono in possesso delle competenze tanto richieste dalle aziende che hanno sempre lamentato la difficoltà a trovare personale giovane in possesso di nuove aggiornate competenze. Molti di questi studenti hanno già firmato il contratto di lavoro.
Alcuni lo avevano già firmato prima di presentarsi ancora all'esame di Stato, in ambito aeronautico questo, ma lo stesso vale in maniera diffusa per tutti i corsi. Alcuni di loro hanno la possibilità di scegliere tra più inserimenti lavorativi e quindi possono anche trovare quella curvatura che risponde maggiormente alle loro curiosità, ai loro interessi e alle loro passioni. Questi risultati sono un esempio positivo di Women Empowerment, commenta Gianpietro Benedetti, presidente della Fondazione MIZ, riferendosi al management femminile, la direttrice Esther Iannis e la vicepresidente Paola Perabò, e alle scelte strategiche da loro messe in atto per lo sviluppo dell'istituto. I diplomati MIZ, spiega l'ingegner Benedetti, sono un'evoluzione del perito industriale di una volta, che è stato colonna portante delle nostre PMI. Hanno la stessa capacità di fare, ma con competenze più evolute. Questo percorso, aggiunge il presidente, permette ai giovani di capire quali sono i loro talenti e come svilupparli. Le aziende valorizzano queste capacità e assumono i ragazzi ancor prima del diploma, con soddisfazione reciproca. Vision, employment e education sono una parola sola. La collaborazione tra scuola e aziende del territorio, conclude Benedetti, consente di dare un orientamento in grado di garantire occupazione. Si sta allargando a macchia d'olio sia sul territorio regionale che su quello nazionale l'adesione all'iniziativa Ripuliamoci Challenge, partita a Remanzacco poco meno di un anno fa. In Friuli Venezia Giulia sono 6.700 i volontari che, armati di sacchetti e guanti, raccolgono immondizie gettate a terra ovunque si trovino. Partito da Remanzacco un anno fa, si sta allargando a macchia d'olio sia sul territorio regionale che su quello nazionale. È il gruppo di volontari che aderisce all'iniziativa Ripuliamoci Challenge. È un progetto su base volontaria, quindi diciamo l'ho creato io l'anno scorso pensando di coinvolgere qualcuno nel mio circondario, quindi qualcuno vicino a Remanzacco, poi piano piano in realtà si è espanso a macchia d'olio, adesso siamo 6.700 persone su tutto il territorio regionale e non solo, abbiamo persone che raccolgono in Puglia, abbiamo persone che raccolgono in Liguria, in Veneto, insomma piano piano ci stiamo diffondendo. L'idea è quella che vogliamo diffondere è quella che se oggi lo faccio io, questo piccolo gesto, lo puoi fare anche tu, perché io per esempio oggi sono venuta al parco con i bimbi e nel tragitto che faccio per portarli al parco, che comunque normalmente è sufficientemente pulito, posso raccogliere qualcosa, oppure quando li porto a scuola, quindi se lo faccio io, qualsiasi altra persona potrebbe decidere di compiere questo piccolo gesto. Ci siamo armati di guanti, sacchetto, pinze a raccogliere i rifiuti e andiamo in giro a ripulire ciò che incontriamo. Cerchiamo di farlo in maniera comunque consapevole, quindi differenziando il rifiuto direttamente in raccolta. Se tutti noi raccogliessimo anche 3-4 cose al giorno, probabilmente la situazione comincerebbe a cambiare. Quindi o lo facciamo nella nostra individualità, quindi singolarmente, oppure ogni tanto facciamo degli eventi di gruppo. Abbiamo fatto il 29 maggio un evento grande a Udine, abbiamo raccolto 420 persone come partecipanti e abbiamo ripulito un po' tutto il comune, diciamo la parte centrale del comune di Udine. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con Sport FVG e poi naturalmente le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.